Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Oh, ma sì, ma siamo sempre noi, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine di questa settimana. Come sempre, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Tutto bene? La settimana trascorsa ottimamente? Sto parlando anche con te. Stai parlando, sì. In generale sì. In generale, dai, tutto bene. Insomma. Tutto bene, è passata la piena, quindi poi ne parliamo in maniera veloce come solo noi sappiamo fare. Però dai, tutto bene. Sostanzialmente bene, è stata una settimana, sulla tranquillità, ecco. Sulla tranquillità, sulla normalità. Ma le settimane volano, volano. È una cosa veramente fuori da ogni. Poi sai cosa? Su Facebook, sai che ti mettono condividi un ricordo di 2 anni fa, 3 anni fa, cose che magari pensavi fosse un anno, sono 6 anni fa. Capita, già 6 anni, già 8 anni, già 5 anni, e noi diventiamo sempre più vecchi. Belli. E sempre più coi capelli bianchi, magari per i capelli, magari per i capelli bianchi. Dai. Allora, andiamo subito a leggere i titoli di oggi. Partiamo con il primo: elogio naturalmente alla protezione civile. Poi Rovigo, cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Natale e i preparativi, ovviamente. E poi radio che passione. La nostra passione, la mia in modo particolare. Anche tu però, mi hai coinvolto, però il radiofonico sei tu. Molto radiofonico sei tu. E poi parleremo anche di ville in Polesine. Questi sono i titoli che andiamo a sviluppare quest'oggi all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo per una brevissima pausa, ma torniamo tra pochissimo. E noi siamo pronti per partire con la nuova puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo della protezione civile e del grande lavoro che hanno svolto proprio in questi giorni, anche in occasione della piena del Po. Quindi un elogio alla protezione civile. Ecco, perché ne parliamo? Fortunatamente, l'abbiamo detto all'inizio, la piena del Po è passata, almeno sembra che non ci siano più problemi, perlomeno nell'immediato e perlomeno qua nel Delta. Tra l'altro sottolineiamo il fatto che abbiamo degli argini che tengono, nonostante un sacco di terrorismo che si fa anche mediatico, tutti i giornali, giornaloni eccetera. Sembrava che fossimo sotto di 20 metri, invece era normale amministrazione. Nel 2000 il Po era alto 2 metri di più, tanto per dire. Ci ricordiamo noi che viviamo nel circondario, insomma, del Po. Io mi ricordo anche da bambino, insomma, che sono state delle piene anche molto più intense, diciamo. Questa qua era quasi rose e fiori. Però, insomma, ci dispiace, è giusto volendo fare una polemica, avere un po' di allarme è giusto, volendo fare una polemica. Ci sono 5 giornali, 5 quotidiani che gravitano nella provincia di Rovigo e molto spesso anche loro facevano terrorismo. Questa qua è una puntatina vabbè. Detto questo, perché parliamo della protezione civile? Perché ci hanno veramente seguiti a 24 ore su 24. Ricordiamo che la protezione civile sono dei volontari. Io sono andato a vedere il centro operativo di Taglio di Po, che praticamente segue tutta l'isola di Ariano e Porto Tolle, quindi le parti un pochino più sensibili per quanto riguarda le piene. Sono preparatissimi, bravissime persone, ma soprattutto H24, come diceva Crozza quando ci invitava. H24 rende bene questa H24. E poi naturalmente bisogna anche qua fare i complimenti ai tecnici dell'AIPO che hanno seguito tutta la piena minuto per minuto. Bravi, tanto per sottolineare un pochino le criticità che ci sono nel nostro territorio. Gli argini non creano problemi, ci sono problemi con i fontanazzi. Noi abbiamo fatto anche delle riprese sul fontanazzo che c'è qua a Porto Viro, in località Pioppa, però ci dicevano appunto i tecnici della protezione civile che il problema un pochino più sensibile è nella zona Rivà, nel Po di Goro. Hanno monitorato come ripeto H24, quindi bravi. Sembra tutto sia passato, speriamo che siamo sempre preparati in questo sistema, in questa maniera, per altre eventuali piene che sicuramente arriveranno senz'altro, e quindi bravi, complimenti. Bene, complimenti quindi alla protezione civile del lavoro svolto sino adesso e adesso noi ci fermiamo per una brevissima pausa, torniamo per il secondo argomento di oggi.
Ripartiamo quindi con Medi Polesine di questa settimana e adesso secondo argomento molto molto importante, parliamo di Rovigo, cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Allora, diciamo chi è Liliana Segre? Liliana Segre è quella senatrice a vita che è stata deportata ad Auschwitz da bambina e è sopravvissuta, una signora di 90 anni, lucidissima, che ci sono state polemiche perché una sua mozione non è stata approvata in Parlamento, tra l'altro con metà Parlamento che l'applaudiva, metà Parlamento che non l'applaudiva, quindi questa qua è una cosa abbastanza negativa per me da parte di un Parlamento democratico come dovrebbe essere il nostro, ma questa è un'altra storia. Però Rovigo ha deciso appunto di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, tra l'altro l'avevano proposto il 25 novembre che è il giorno contro la violenza di genere contro le donne, eccetera, quindi chapeau a Rovigo. Onestamente le proposto anche noi, tra l'altro, in una qualche puntata ai nostri sindaci polesani. Sarebbe stato un bel gesto, sarebbe stato un gesto sicuramente anche dal punto di vista mediatico importante, però vabbè, siamo sempre un po' lenti sulle cose. Siamo sempre un po' lenti sulle cose. Comunque dai, Rovigo, ricordiamo anche la riunione delle sardine, Sardina Rovigo, non è stato un grandissimo, cioè, qualcuno dice erano migliaia, non erano migliaia, insomma. Però abbiamo la scusante che le sardine di Rovigo erano un'ora prima delle sardine di Ferrara, che sicuramente chiamavano più gente, anche perché le sardine nascono in funzione delle votazioni che ci saranno in gennaio della regione Emilia, quindi abbiamo questa scusante. Però bel gesto del comune di Rovigo e speriamo se ne ripetano tanti altri. Sì, anche perché sono personaggi questi che sono sopravvissuti. Caspita, anche perché poi facendo una statistica purtroppo non ce ne sono più tanti sopravvissuti alle leggi razziali, primo, ai deportamenti di Auschwitz, secondo, e poi anche la seconda guerra mondiale. Io avevo cominciato a fare un po' di interviste a persone che avevano fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, e purtroppo vedo che ogni giorno ne manca qualcuno, che per una questione proprio anagrafica. Esatto, sì, chi ha fatto la guerra adesso ha più di 90 anni, 94-95 anni, quindi per la statistica di grandi numeri purtroppo. E stiamo perdendo questo, stiamo perdendo veramente la memoria, e poi dopo, quando non c'è memoria, certi errori e certe, come si dice in dialetto, cappelle si fanno. Ok, dai, torniamo tra poco per continuare Medi Polesine. Ritornati quindi in diretta su Radio Diva FM, Radio Colbe Rovigo e Medi Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Terzo titolo, parliamo di Natale, i preparativi, ormai siamo agli sgoccioli, insomma, ma manca ancora una ventina di giorni, però insomma ci siamo, dai. Allora, prima ne parliamo perché sui giornali viene fuori che Rovigo, che è il nostro capoluogo, sta cominciando a mettere le casette. Di solito Rovigo si veste bene per Natale, quindi chapeau. Si vestono bene anche gli altri paesi, però volevo fare un'analisi un pochino visiva di quello che vedo. Non c'è un grande entusiasmo per questo Natale. Vedo da una parte commercianti avviliti, e questo è un dato di fatto. Commercianti che lavorano poco, quindi non vedono, come era una volta nel Natale, uno dei giorni più importanti come incassi, eccetera. Siamo reduci dal Black Friday, che sarebbe sostanzialmente una svendita, se la vendono come una cosa che solo in America c'è, però non penso ci siano stati grandissimi risultati per quanto riguarda i piccoli commercianti. E questa è una cosa che ogni volta ce lo diciamo: i piccoli commercianti, secondo noi, sia Davide che io, sono degli eroi che resistono. Sono veramente degli eroi. Quelli che riescono a sopravvivere in questi anni sono veramente da elogiare. Perché poi c'è di tutto e di più che tira contro le tasse, le spese, i pochi incassi, il web, e quindi questo avvilimento lo vedi anche che non vedo tantissimi negozi che hanno cominciato ad allestire. Gli altri anni cominciavano a fine novembre, al 20 di novembre, a cominciare ad allestire. Adesso un po' meno. Dai, speriamo in ogni caso che il Natale
al di là che siamo tutti più buoni, eccetera, eccetera. Poi il 25, il 26 cominciamo a riscannarci come prima. Però il Natale, però io volevo, visto che la nostra è anche una radio commerciale, volevo fare gli auguri ai commercianti che lavorassero per Natale e che coprissero qualche bucchetto che sicuramente in questo periodo e che sia un'occasione buona, insomma, e che sia un'occasione buona di business e di fare affari, perché poi si sta colpevolizzando i commercianti, gli artigiani sempre, sembrano siano i portatori di tutti i mali, e invece sono la struttura portante del nostro però dai, sicuramente in queste festività qualcosina in più, ma noi ce lo auguriamo veramente di grande cuore. Questo ve lo auguriamo veramente, come dice Leandro Maggi. Poi posso fare un ultimo distinguo? Sai che sono stato lunedì a Venezia, in centro. Tra l'altro è strano andare di giorno di lavoro a Venezia, perché di solito di solito ci sono turisti e turisti, invece il giorno di lavoro ci sono solo turisti. Uguale. Quindi non ci sono grandi attività, grandi momenti, grandi fermenti. Però ho notato che a Venezia ormai il 60-70%, almeno così è una stima che faccio io ad occhio, sono stranieri che gestiscono i negozi. Pakistani, cinesi e pakistani. Vasto assortimento. Quindi anche questo è un'analisi da fare e da approfondire. Ma chi siamo noi? Però questa chi va a fare un giro a Venezia vedrà che una giusta osservazione questa qua, diciamo, dai. Buon Natale per tutti. Dai, ci sentiamo tra poco. E adesso andiamo ad affrontare un argomento, insomma, che ci vede protagonista, insomma, ci riguarda veramente molto molto da vicino, perché parliamo di radio, in modo particolare le emittenti locali, nelle quali noi facciamo parte ovviamente. Il nostro titolo è Radio Che Passione. Radio Che Passione, perché c'è un sito che parla appunto di tutte le radio che ci sono state dagli anni 70, ricordiamo che più o meno le radio private nascono verso il 76-77, c'è stata la liberalizzazione delle frequenze, eccetera eccetera, e quasi ogni paese aveva una sua radio. Anche due. Sì. Ricordiamo che lui è stato uno dei pionieri di radio. Era Radio Contarina Centrale. Sì, perché poi io mi ricordo che c'erano delle radio straordinarie che poi non ci sono più. Io mi ricordo Radio Treviso Centrale, che aveva dei DJ che erano straordinari, sapevano tutto di tutto, una selezione musicale. E noi avevamo in Radio Contarina il grande Davide Mina Stefanelli. Tu sei nato lì. Anche vicino a casa, andavo in radio a piedi, insomma, per esempio, io non mi ricordavo che c'era a Bottrighe Radio Delta Libera. Delta Libera. Non me la ricordo questa radio qua. Che era fatta da un po' di personaggi, tra i quali ricordo, così abbraccio, Adriana Migliorini, che era tra l'altro la mia professoressa di filosofia. Sì. Ma poi c'era anche il nostro Roberto Marangoni. Roberto Marangoni, quanti anni hai? Roberto Marangoni è un Highlander. Non lo diciamo. Io ero convinto avesse 40 anni, invece avendo fatto questa radio che è del 77, 40 anni 41 ne ha un po' di 41. Più. E poi Radio Isola, te la ricordavi? Radio Isola, questa qua me la ricordavo anch'io, perché c'era il mio amico, c'è toccando ferro, il mio amico Ermanno Pavanati, che era uno dei tecnici, uno dei DJ, che ogni volta mi fa venire la testa tanta, e io facevo qui, però anche lui, glorioso. Poi c'è la Radio Adria, sì, altra radio famosa, che poi dopo tutti quelli che hanno gravitato nelle radio, bene o male, ci sono rimaste nel settore, perché anche Radio Adria, Rossi che era l'inventore, il titolare, eccetera, Rossi, fa ancora cose radiofoniche, fa ancora cose radiofoniche. Grande finale, Radio Delta, la prima che l'amico Cimino, quindi è stato lui l'ideatore e l'inventore, c'era anche Liana Romito con loro. Quindi... Ho lavorato anch'io un po'. Tu hai lavorato con chiunque? Un po' di tempo lì, sì. Radio Cavarzere? Anche Radio Cavarzere, c'è anche Radio Cavarzere. Vedi Radio 92 era. Radio 92. Però posso chiudere secondo me con quella che mi era più nel cuore? Dimmi. Perché anch'io un qualcosina facevo, che era TRP. Radio Polesine di Crespino, che aveva l'antenna sopra l'acquedotto di Canal Novo, sai quello che ha buttato giù, che era altissimo, ma poi aveva miliardi di watt, perché io mi ricordo che telefonavo a uno dei responsabili, che era Duo Severino, compianto purtroppo, di Taglio di Pogli, ed ero, ma non so, a Riccione oppure ero ad Ancona, dice guarda che si sente benissimo TRP, e questo mi faceva un enorme piacere.
Una volta era anche molto più facile. Si insomma. poteva mettere qualche watt in più. Sì, si poteva, cioè, non c'era nessuno che controllava e poi, e sai, non c'era tutto questo intasamento che c'è adesso, praticamente la frequenza era abbastanza libera, quindi si facevano un sacco di chilometri. Ricordiamo anche, tra l'altro, visto che tu sei di Taglio di Po, la Radio T. Radio T che poi sa che nasce da TRP. Esatto, sì, Radio T che è stata, diciamo, forse una delle prime radio del nostro territorio di una certa importanza, diciamo. Taglio di Po, perché esatto. L'avevo tenuta per ultima. Poi Ecco, TRP, ricordiamo che l'editore, quello che l'ha inventata, era Pier Marco Manfrinatti, che era un postino con la passione della tecnologia, che veramente aveva fatto questa radio straordinaria, che non so se poi è stata assorbita da qualcun altro, perché poi con la legge Mammì chi aveva ancora le frequenze ha fatto i soldini. Chi invece le aveva chiuse prima, tipo Radio Isola, tipo Radio Delta Libera, eccetera, non ha preso un bel niente. Hanno preso qua, come si dice da noi? Nel barbusso, che sarebbe nel mento. Esatto. Vabbè, quindi per non dire questi posti, vai. Dai. Quindi questo viaggio nella nostalgia, se seguite Made in Polesine, ogni tanto mettiamo qualche reperto storico delle radio. Vabbè. Ci faceva piacere, insomma, ricordare. Sì, lui poi c'era. Ma quanti anni hai tu? 22. Anche tu. Ci sentiamo tra poco. Allora siamo rientrati e siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi. Ultimo, ma come diciamo sempre, non per questo meno importante. Parliamo delle ville in Polesine, che sono tante. Sono abbastanza, nel senso che io sono andato domenica a Villa Dose, che è prestigiose anche. Esatto, a Villa Dose hanno riaperto una villa che si chiama Villa Frassino e io ero lì perché mi hanno chiamato per fare un po' di riprese, un po' di cose e mi fa piacere ricordarlo perché era una villa del 1408, qualcuno l'ha definita dimora di campagna, però una volta le dimore di campagna erano belle grandi. Beh, certo, sì. Sì. Allora, che dire, noi siamo famosi per essere la terra più giovane d'Italia, nel senso che 400 anni fa il Delta non c'era, quindi grandi ville non ci sono, però ricordiamo, tra le altre appunto Villa Frassino, che era appunto questa qua di Villa Dose, ma Villa Cazen, che è a Taglio di Po, bellissima, se vi capita di andarla a vedere, questa era veramente una dimora importante di nobili veneziani. La storia dice che Lord Byron, che non è l'Uvamaro, no, tu non pensavi, io pensavi, ero qui tranquillo, perché era un poeta, aveva l'amante e la moglie di questo proprietario di questa villa e andava a trovare, però poi scappò, narra la leggenda, perché c'erano troppe zanzare e la zanzara nel momento topico del sesso non aiuta, disturba parecchio. Sì. E poi c'è Villa Morosini a Polesella, e poi c'è Villa Badoer, bellissima, ad Arquà, poi c'è Villa Vezù sempre ad Arquà, poi tra l'altro ad Arquà ci sono un miliardo di ville, quindi è una zona prestigiosa. Arquà veramente è la nostra, qualcuno l'ha definita la nostra Atene. Io c'ho un amico che si chiama Paolo Bellini che dice che siccome l'Endinara è anch'essa un po' antica, che la piccola Atene è l'Endinara. Paolo, è Arquà. Quindi l'Endinara passa in secondo piano, ma ti vogliamo bene lo stesso. Mettiamola via subito. Quindi, che dire, le ville sono importanti, però chi ha una villa di questo tipo, per me ha veramente una rogna grandissima, perché poi c'ha l'intendenza delle belle arti che non ti permette di fare certe cose, c'ha vincoli da una parte e dall'altra, case gigantesche che è difficile gestire, il riscaldamento che non esiste, oppure che se esiste ti costa l'ira di Dio. Non può fare niente. Bravi a tutti quelli che riescono a gestire queste ville con le loro forze e senza aiuti straordinari. Qualcuno ha detto: quando ti danno in eredità una villa così, hai la responsabilità del lascito. Adesso perché ho capito, perché molte ville di queste poi vengono donate in offerte speciali proprio a costo zero ai comuni. Sì, perché proprio non ce la fanno, perché infatti Villa Frassino che è andata a visitare sarà adibita per eventi, per matrimoni eccetera, però altrimenti non ce la fanno. È ingestibile, dai. Sono ingestibili veramente. Comunque bravi quelli che ce la fanno a resistere, in particolar modo la mia amica Adelaide di Villa Casen, che fa tante belle cose. Complimenti veramente. Dai, tra poco per i saluti finali. Bene, allora siamo in conclusione
di appuntamento anche quest'oggi. Ringraziamo come sempre chi ci ospita, Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Medi Polesine Web TV. E noi siamo alla fine. Siamo alla fine. Siamo alla fine. Sì, vi ringraziamo del vostro gentilissimo ascolto. Ci potete rivedere quando e dove e come volete. E su Medi Polesine, naturalmente. In Piazza Garibaldi c'è la pista di pattinaggio. In Piazza Garibaldi, ecco. Sì. Ve lo ricordiamo. Ve lo ricordiamo che c'è la pista di pattinaggio, quindi aperta tutti i giorni, anche sabato e domenica in modo particolare. Ecco, ovviamente. Media Partner Radio Diva. Media Partner Radio Diva. Bene. Un ringraziamento a tutti voi, ci sentiamo la prossima settimana. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Un buon fine settimana. Il nostro countdown classico non può mancare. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.